caos governo, Di Maio, Cottarelli, Giorgetti, serie di incontri informali nel pomeriggio al Colle, ore cruciali per sapere se si troverà un accordo per un esecutivo politico o se si tornerà al voto. Condannato a 14 anni per omicidio volontario, Pasquina Pregnolato, 84 anni, accoltellò un anno fa il marito, 81enne. L'anziana non riusciva più ad accudire l'uomo gravemente malato. Chiusi nell'auto sotto il sole nel parcheggio di un supermercato a Peschiera del Garda, fratello e sorella di 3 anni e 8 mesi tedeschi salvati dai carabinieri, denunciati i genitori. Incidente domestico a Sarego, una bimba di 3 anni è caduta dal balcone al terzo piano del condominio in cui vive, è ricoverata in rianimazione all'ospedale di Vicenza. Ville, appartamenti, terreni sequestrati tra le province di Vicenza, Venezia e Treviso. I beni sequestrati alla mafia andranno ai comuni per l'emergenza abitativa. Ennesimo furto di bici d'alta gamma nella Marca. Ieri notte i banditi sono entrati alla Fantic Motor di Dossona arraffando bici elettriche per 50.000 euro. Un'ampia rappresentanza dello IOV è invitata negli Stati Uniti al simposio sull'oncologia più importante del mondo e arriva anche un premio ad una giovane ricercatrice. Buonasera e ben ritrovati con le notizie dal Veneto, edizione che si apre anche questa sera con il caos governo, perché sono ore, minuti concitati questi per una svolta nella vicenda appunto della formazione del nuovo esecutivo, con una serie di consultazioni informali tra il capo dello Stato e diversi esponenti politici. Questa mattina era stato il turno dell'incontro del premier incaricato Cottarelli con Mattarella, ma nessuna lista dei ministri. Uscito, Cottarelli aveva detto che c'erano i presupposti per un esecutivo politico e che avrebbe atteso gli sviluppi. Cottarelli che è salito al Colle anche nel pomeriggio dopo l'incontro tra il Presidente della Repubblica e il leader pentastellato Di Maio. Qualche indiscrezione parla anche di un incontro con il numero 2 della Lega Giorgetti. Intanto proprio il segretario del Carroccio Salvini aveva accantonato l'ipotesi di un esecutivo Lega Movimento 5 Stelle, ribadendo che la lista dei ministri non sarebbe cambiata, quindi non avrebbe fatto un passo indietro sul nome di Savona, e Salvini aveva poi invocato un rapido ritorno alle urne, ma non in piena estate, quindi non nel 29 luglio, data che era stata ipotizzata ieri. Ma sentiamo le dichiarazioni del deputato bellunese pentastellato Federico D'Inca, che era giunto da noi telefonicamente, è andato oltre l'attuale stato delle cose, affermando che la Lega ha esagerato ad insistere proprio sul nome di Savona per il Ministero dell'Economia, nome che, ha detto D'Inca, può essere messo da parte e sostituito da un altro economista. No, il problema semplicemente era un nome che il Presidente Mattarella ha dato come, insomma, come mancanza di volontà di poter confermare per il governo, ha dato, insomma, ha detto: se volete mettete Giorgetti, se volete mettete un altro nome. Bisogna rassicurare in qualche modo i mercati, altrimenti i mercati si imbizzarriscono, perché funziona così il mondo. Il sistema economico in questo momento è questo e qui dentro ci stiamo. Se vogliamo cambiare le regole occorre cambiare dall'interno, come tutte le cose. Però la Lega ha voluto, insomma, rompere su questo nome, secondo me in maniera esagerata. Credo che Salvini debba farsi un pellettino di esame di coscienza, perché nella vita certe volte occorre arrivare a dei compromessi e delle mediazioni. Il movimento è arrivato al compromesso e alla mediazione di far fare un passo indietro al Luigi Di Maio. Credo che Savona, che nessuno conosceva, 82 anni, possa tranquillamente lasciare il posto magari a un economista di 50, di 60, di 45 anni, e Savona, se vuole essere consigliere economico di questa persona, che lo faccia volentieri. Adesso la pagina di cronaca, a partire con la condanna a 14 anni per omicidio volontario, la sentenza del Tribunale di Rovigo nei confronti di Pasquina Pregnolato, la donna di 84 anni che la mattina del 17 maggio 2017 accoltellò il marito, invalido di 81 anni, nella loro casa di Porto Viro. La vittima, Narciso Levizzari, era stato colpito alla gola e per questo venne sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all'ospedale di Rovigo, però purtroppo morì pochi giorni dopo, nella notte tra il 7 e l'8 giugno. È stata la difficoltà di assistere il consorte, da 2 anni malato e con problemi di deambulazione, il motivo che ha indotto la donna a compiere il gesto. Incidente domestico a Sarego, siamo nel Vicentino, una bimba di 3 anni è caduta dal balcone di casa.
Si è arrampicata sul balcone e si è sporta in avanti, troppo. Una bambina di 3 anni e mezzo è caduta dal balcone di casa ed è ora ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Vicenza. È accaduto lunedì pomeriggio in una palazzina della frazione di Meledo a Sarego. I genitori della bimba, di origini africane, vivono con i figli al 3° piano. Da quanto è stato possibile ricostruire, la piccola deve essersi arrampicata sul balcone per poi cadere nel vuoto da un'altezza di oltre 7 metri. Le prime a soccorrerla sono state la mamma e la sorella, che disperate l'hanno accompagnata al pronto soccorso di Arzignano. Da lì dunque il trasferimento a Vicenza nel reparto di terapia intensiva. Altri 2 bambini piccolissimi che hanno rischiato la vita, si tratta di un bambino tedesco di 8 mesi e della sorellina di 3 anni che sono rimasti chiusi dentro all'auto sotto il sole, che sono stati salvati dai carabinieri di Peschiera del Garda. I carabinieri sono intervenuti nel parcheggio di un supermercato dove alcuni clienti avevano lanciato l'allarme segnalando la presenza dei 2 bambini all'interno di una grossa monovolume sotto il sole cocente. Sul posto è accorso anche l'addetto della vigilanza privata. Dall'esterno si vedeva il neonato che piangeva disperato e la sorellina molto spaventata. L'uomo ha infilato le dita nel finestrino che era leggermente abbassato, lo ha forzato tanto da infilare la mano e aprire la portiera. In quel momento sono arrivati i carabinieri che hanno prestato un primo soccorso ai bambini e ai 2 bambini che erano molto accaldati e spaventati, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Poi sono arrivati anche i genitori, si tratta di 2 trentenni tedeschi in vacanza sul lago di Garda che sono stati identificati e denunciati per abbandono di minore. Mafia in Veneto, sequestri illustri pari a oltre 3 milioni di euro tra ville, case e terreni confiscati pure a indiani dediti all'attività di usura. 46 in totale le unità immobiliari sequestrate alla mafia in Veneto, nel dettaglio ben 10 nella sola provincia di Vicenza e in particolare nei comuni di Bassano, Arzignano, Cornedo, Montebello, Valdagno, Cassola. Ben 5 invece le strutture poste sotto sequestro nella sola Camponogara nel Veneziano, quindi 3 le confische a Paese e 1 a Vedelago, entrambe nel Trevigiano. Il resto degli immobili sequestrati a Verona e provincia per un totale di 3 milioni e mezzo di euro e confiscati anche dall'autorità giudiziaria di Venezia, oltre che di Verona, Vicenza, Brindisi e Palermo, solo per citarne alcune. A Vicenza e Verona in particolare confiscati appartamenti e terreni appartenenti a persone di nazionalità indiana coinvolti invece nel traffico di usura e di finanziamenti illeciti di varia natura. E quanto emerso stamane in prefettura a Venezia nel corso del report sulla destinazione dei beni e delle attività confiscati alle mafie, immobili che ora verranno destinati a case da dare ai comuni che, in tempi brevi, a loro volta le utilizzeranno per scopi sociali, emergenze alloggiative o per attività di servizio. La banda delle bici colpisce ancora nella Marca trevigiana, maxi furto la notte scorsa al Fetting morto di Doston di Casier. Bottino 50.000 euro, il titolare dice si tratta di una banda di esperti. Guardando i filmati si vede non il furto di un ladruncolo qualsiasi, ma di un'organizzazione ben strutturata di 7-8 persone con 3 furgoni che fanno razzia nel territorio. Velocissimi, esperti e con un'organizzazione perfetta, i componenti della banda che la scorsa notte ha preso di mira l'azienda Fantic di Doston di Casier non sono certo dei ladri improvvisati. Hanno agito alle 2:30 della notte con 3 furgoni, uno rubato in un'azienda confinante è stato utilizzato per sfondare il cancello. Nonostante sia scattato l'allarme, i ladri, 7 o 8 persone immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, sono entrati nel capannone ed hanno arraffato una quindicina di biciclette d'alta gamma, non scelte a caso ma selezionate tra quelle di più alto valore e facile rivendibilità. E hanno avuto anche la capacità di scegliere i prodotti più belli. Hanno scelto diverse Integra, il prodotto che è qui vicino a me. È un prodotto che effettivamente ha un valore nel mercato notevole, perché stiamo parlando di prodotti da 5-6 mila euro,
sicuramente ben rivendibili. L'azienda è dotata di sistema di videosorveglianza e di un moderno sistema d'allarme collegato alla vigilanza privata ed infatti i vigilantes sono arrivati alla Fantic esattamente 4 minuti dopo, in tempo per vedere i malviventi ingranare la marcia dei furgoni e scappare. Le guardie giurate hanno anche tentato un inseguimento ma senza esito. Il bottino è ingente, circa 50.000 euro tra bici e danni, ma sarebbe stato ancora maggiore se i ladri non fossero stati interrotti. Non è la prima volta che l'azienda è nel mirino dei banditi. Lo scorso ottobre, con modalità simili, i ladri erano entrati nel capannone rubando bici di pregio per 100.000 euro. Molto probabilmente si tratta di una banda molto preparata e specializzata in questo tipo di furti, tant'è che il titolare trova anche lo spirito per scherzarci su. Probabilmente chiederò il curriculum di questi ladri per assumerli nel nostro reparto logistico, perché la loro capacità e destrezza è stata veramente fantastica. Restiamo nella Marca, ma ci spostiamo nel capoluogo a Treviso, dove caccia al piromane che la notte appena trascorsa ha dato alle fiamme un'auto parcheggiata e la cassetta delle lettere di un condominio vicino. 20 giorni fa aveva distrutto dando alle fiamme una moto parcheggiata sullo stesso posto e alla stessa ora, alle 3 del mattino. Alle 3 del mattino dicono che gira il piromane, sì. C'è apprensione tra i residenti di Vicolo Fratelli Bandiera e Piazzetta Pinelli a Treviso. Un piromane da qualche settimana tiene in scacco tutti. Una passione per il fuoco sempre alla stessa ora, alle 3 del mattino, segno di un possibile squilibrio maniacale. Piromane che la scorsa notte si è accanito contro quest'auto parcheggiata lungo il vicolo tra due ali di condomini. Un fuoco appiccato volutamente nella zona del serbatoio con il chiaro intento di farlo esplodere. Sì, è pericoloso, ma anche perché è vicino alle centraline sia del gas che elettriche. In più ci sono appartamenti proprio a piano terra, è molto pericoloso. Un piromane che poi, sempre nella notte, ha tentato di dare al fiamme anche le cassette delle lettere del condominio di fronte dove era parcheggiata la 500, con queste conseguenze. Un vero e proprio atto intimidatorio, considerando che per appiccare il fuoco l'individuo è entrato all'interno del fabbricato e che a quel punto avrebbe potuto attentare anche alle porte dei singoli condomini. Un vero e proprio incubo iniziato un paio di settimane fa. 20 giorni fa è successo con una moto che l'ha dato fuoco sempre allo stesso orario, alle 3 di notte, e sembrerebbe sempre con lo stesso metodo, con la carta igienica. Nessuno è riuscito a vederlo, nonostante il crepitio delle fiamme abbia fatto svegliare più di qualche residente. Ma io ogni mezz'ora mi alzo, quando mi alzo io non c'è niente, vado a letto, magari può succedere. Il cane ha abbaiato, mi sono alzata subito. Cosa ha visto? Niente. E dopo ha visto poi quando sono andato a letto, ecco qua il poliziotto, eccolo qua. E quando sono andato a letto è successo che è andato fuoco la macchina. Qualcuno ha avuto anche la presenza di spirito di fotografare immediatamente la scena, purtroppo senza più il protagonista. Ora è caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine, ma anche dei cittadini stessi che hanno letteralmente perso il sonno. Tutti spaventati, quindi vengo assorbita anch'io da sto fatto, però purtroppo adesso speriamo in mano alla questura e di conseguenza che trovino il piromane. Voltiamo pagina, parliamo della Pedemontana veneta perché tra qualche mese comincerà ad essere realtà con l'apertura del tratto Tiene-Breganze. Strada pedemontana, con l'arrivo dell'autunno non sarà più soltanto cantiere e ruspe, diventerà timida realtà. Stando ad alcune indiscrezioni è prevista l'apertura del primo tratto vicentino di una decina di chilometri dall'A31 Valdastico a Breganze. La Regione intendeva aprire il prima possibile tratti funzionali della superstrada che è in costruzione da Alte Montecchio al nord di Treviso e che collegherà le autostrade e il cuore dell'impresa veneta. Un calvario per la Regione riuscire a giungere a un nuovo accordo con il costruttore SIS per far quadrare i conti dell'opera, ma l'accordo sarebbe stato raggiunto, anche se a Venezia le bocche restano cucite. I ben informati assicurano però che il confronto tra SIS e Regione è terminato e positivamente. A inizio autunno auto e camion che ancora oggi faticano lungo la Gasparona potranno percorrere la Breganze Tiene, pagando ovviamente il pedaggio che è stato fissato dall'accordo tra SIS e Regione. E intanto sono iniziati i lavori sul ponte della Priula nel Trevigiano tra Susegana e Nervesa ed è stato aperto questa mattina al traffico il nuovo ponte per la viabilità provvisoria che durerà fino al 21 gennaio. Primo impatto, una grande commozione,
perché ci siamo trovati all'improvviso con il ponte monumentale completamente sgombro di macchine ed è stata una visione incredibile perché mai visto prima. Oggi è un giorno speciale, è emozionato il sindaco di Susegana Vincenza Scarpa, è il giorno della chiusura del ponte monumentale sul Piave. Dalle 10 di questa mattina tutto il traffico è stato fatto fluire sul ponte Bailey poco distante. Il traffico deviato non ha avuto intoppi, tutto è andato come previsto, nonostante il passaggio elevato di auto e camion. Per ora sembra che vada tutto bene, è un po' presto per fare delle considerazioni, però la viabilità alternativa sembrerebbe ottima. Per queste prime 48 ore l'ANAS fornirà un supporto viabilistico in corrispondenza dei maggiori nodi interessati dalla deviazione. La rotatoria del centro, a poche centinaia di metri, è alla prova più difficile. Transitano circa 40.000 veicoli e che già a ponte aperto in determinati orari c'erano delle criticità, vale a dire delle code. Vediamo come va e assisteremo il tiro. Il nuovo ponte, che dovrebbe rimanere attivo per 7 mesi, è lungo circa 120 metri. Si tratta di una costruzione in acciaio con 3 campate che poggiano su 2 pile alte 4,5 metri. Con la chiusura al traffico del vecchio ponte saranno subito avviate le lavorazioni per il restauro conservativo del ponte ed il suo allargamento. Si allargherà di 1,60 m per parte per consentire l'effettuazione di 2 piste ciclopedonali, però dal punto di vista della silhouette che si vede più o meno rimarrà uguale, identico, anche se staticamente cambierà completamente e diventerà anche un ponte a normativa sismica, quindi resistente a eventuali terremoti. Alle 11:30 il segnale di inizio allarme a Marghera, ma per fortuna si è trattato solo di una prova sirene. Vediamo com'è andata. Alle 11:30 il primo segnale di inizio allarme a Marghera. Le sirene hanno suonato per 3 volte consecutivamente, 3 lunghi interminabili suoni eppure di appena 1 minuto ciascuno, intervallati da 30 secondi l'uno dall'altro. Il tutto mentre la gente incredula svolgeva le normali attività quotidiane, chi andava in bicicletta, chi a piedi al supermercato e chi in auto con il naso all'insù non capiva cosa stesse accadendo. Per tutti il sentimento unanime di stupore e curiosità misto a timore e preoccupazione. Un suono decisamente inquietante che ha evocato alla mente e agli occhi scenari poco confortanti quando nel 2002 le sirene della Protezione Civile suonarono per l'allarme nube tossica sprigionatasi dallo scoppio di un deposito al petrolchimico. L'ultimo mercoledì del mese di maggio viene testato l'impianto di allertamento acustico per incidente rilevante di origine industriale. È andata bene, nel senso che tutte le sirene hanno suonato, quindi abbiamo testato sia il suono di inizio allarme sia quello di fine allarme. Alle 11:45 il suono di cessato allarme, ma per fortuna stamane non c'è stato alcun pericolo, si è trattato soltanto di un'esercitazione, o meglio di un test, per verificare il buon funzionamento del sistema di allerta in caso di grave incidente. I volontari che erano presenti sotto ogni polo acustico ha rilevato che le sirene hanno suonato con successo. Siamo anche soddisfatti per il fatto che le telefonate della popolazione che telefona all'armata per le suonate sono state veramente poche, i vigili del fuoco ne hanno ricevute soltanto 4. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta un'ampia rappresentanza dello IOV di Padova invitata negli Stati Uniti al più importante simposio sull'oncologia del mondo e arriva anche un premio per una giovane ricercatrice.
Quella che ha sede a Padova è un'autentica eccellenza internazionale nel campo della ricerca per la lotta ai tumori ed è un'ampia rappresentanza dell'Istituto Oncologico Veneto, quella che è sbarcata negli Stati Uniti per illustrare nel più importante simposio mondiale sul tema i progressi compiuti dalla ricerca nei propri laboratori. Obiettivo dell'evento di Chicago, dedicato alla ricerca e dalle nuove frontiere terapeutiche della lotta alle neoplasie, è quello di non trattenere o disperdere i risultati della ricerca, ma di finalizzarli il più possibile a beneficio dei pazienti. E se la presenza dei ricercatori e degli oncologi dello IOV è, come già confermato negli ultimi anni, importante, risalta soprattutto l'attribuzione del Merit Award, il premio indipendente assegnato ai migliori giovani oncologi di tutto il mondo, a Francesca Battaglin, 33enne padovana di Abano, specialista in tumori gastrointestinali. Abbiamo un'intensa attività di ricerca sia spontanea sia in associazione ad altri centri, sia italiani che in giro per il mondo, nell'attività proprio di ricerca traslazionale con nuovi farmaci che quindi ci porterà a dei risultati sempre più soddisfacenti, speriamo, soprattutto per i nostri pazienti. Attraverso lo studio delle mutazioni genetiche del tumore, che permette un uso mirato di farmaci specifici, allo IOV si sono registrati progressi anche nella ricerca delle terapie personalizzate nella cura al tumore al polmone, come ricorda nella giornata della lotta contro il fumo il dirigente medico di oncologia medica Giulia Pasello. La guarigione è un termine che all'oncologia non piace, come per tutte le patologie croniche. La cura però, intesa però all'italiana, non all'americana, quindi la cura come buon controllo dei sintomi, buona qualità della vita e prolungamento della sopravvivenza è sempre più auspicabile, e direi che il polmone negli ultimi 2 o 3 anni è stato sicuramente uno dei settori dove la ricerca ha traslato in pratica clinica proprio dei grandi successi che hanno cambiato la storia naturale della malattia. Tutti gli sviluppi nella questione governo, protagonista di 20 e 10 questa sera, ospiti in studio Nicola Pellicani, deputato del Partito Democratico, e Gian Antonio Darè, segretario nazionale della Liga Veneta. Con le notizie del Veneto ci fermiamo qui, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata a tutti. Ben ritrovati al meteo. Il mese di maggio terminerà con un tempo in prevalenza stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà buono al mattino con ampio soleggiamento. Dal pomeriggio aumenteranno le nubi anche con qualche temporale associato, specie sui rilievi. In genere asciutto ovunque altrove. Temperature minime comprese tra 16 e 20 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 25 e 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Per tutto l'arco della giornata sarà bel tempo, con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione. In serata lieve peggioramento con qualche piovasco possibile un po' ovunque. Le temperature minime saranno comprese tra 19 e 20 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 26 e 29 gradi circa. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, situazione del tutto simile, sarà infatti buono al mattino, poi nelle ore pomeridiane si accenderà l'instabilità con rovesci e temporali sparsi ma piuttosto frequenti. Migliorerà ovunque entro la serata. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.